Polesine, terra ospitale tra due fiumi, terra d'acque, di paesaggi sognanti e di atmosfere infinite, straordinario palcoscenico naturale tra Golene, isole sabbiose e il Po, che con il suo delta arriva placido al mare attraverso un labirinto di acque e canneti, paradiso per una fauna variegata. Un territorio ricco di natura, ma anche di storia, arte e cultura, capace di offrire tante opportunità, tutte da scoprire. La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, insieme alla Provincia di Rovigo, alla Camera di Commercio di Rovigo, all'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, al Consorzio Turistico Card Delta Po Polesine, alla fine del 2010 ha avviato un piano per lo sviluppo del turismo, finalizzato alla creazione di una rete di attori economici, turistici e culturali che operino condividendo obiettivi e strategie di sviluppo e promozione delle potenzialità turistiche del territorio. È stato creato il marchio d'area, definiti i prodotti turistici da vendere e avviate le prime azioni di comunicazione e promozione con il coinvolgimento della stampa nazionale e la realizzazione di materiali informativi. Io credo che il primo grande merito del progetto e risultato anche è quello di creare la giusta sinergia e le giuste collaborazioni tra i vari enti che a diverso titolo, nelle diverse forme, sono tenuti a promuovere il territorio. Prima si assisteva ad una frammentazione completa, ora attraverso questo tavolo di una regia unica anche promossa dalla Fondazione si è arrivati invece ad un progetto aggregato. Finalmente tutte le azioni vengono portate avanti e vengono realizzate sotto un'egida comune che è il Polesine Grandi Orizzonti. Sicuramente il primo vantaggio è stato quello di comunicare non su propositi ma su progetti ben definiti. Le istituzioni pubbliche hanno avuto sicuramente una grande opportunità, e posso dire che hanno ben sfruttato, di comunicare in maniera diretta su progetti operativi e quindi hanno direttamente comunicato anche con le associazioni di categoria e con le imprese. L'altro grande merito è quello di aver messo in piedi un percorso di promozione di tutto il territorio, non soltanto per quelle peculiarità che erano già conosciute, sto pensando alle spiagge per esempio, al turismo balneare o meno, ma anche per tutte quelle specificità di nicchia che contrassegnano il nostro territorio ma che devono essere fatte conoscere. Abbiamo ottenuto la possibilità di una sorta di aggregazione legata al tema dello slow tourism, un'altra aggregazione importante legata al tema del congressuale e quindi abbiamo proceduto a rendere coscienti gli operatori della necessità di fare massa critica insieme con gli enti pubblici. Mettendo insieme le risorse, gli orizzonti si sono alzati e hanno costretto gli imprenditori ad alzare la testa, a pensare in grande e a pensare di migliorare sotto il profilo qualitativo anche nella comunicazione. Sicuramente un percorso e dei finanziamenti, uno sforzo fatto dalla Fondazione speso bene che sta dando, io direi, degli ottimi risultati, ma che soprattutto li riscontreremo anche con il tempo. Qua è una crescita di una società e quindi è uno sforzo comune. Ecco, questo stare insieme, queste opportunità che ci vengono offerte, fa maturare la capacità di una visione comune del territorio.